siamo arrivati alla fine di questi nostri specialissimi dagli studi Telechiara. Questo è l'ultimo, dalla settimana prossima, promesso, torneremo in esterno. So che voi siete abituati che noi siamo sempre all'esterno, ma permettetemi per l'ultima volta di essere in questo virtual set che sembra comunque di essere, sapete, io ho bisogno ogni tanto di respirare un po' d'aria di montagna, anche se vivo in città da qualche anno, e quindi mi hanno creato per farmi star bene questo virtual set. Io voglio ringraziare veramente Simone Lotto, il nostro regista, anche il nostro regista, per questa ambientazione fra il classico però e anche l'avanguardia con queste scritte che scorrono. Anche questa puntata naturalmente speciale, come dicevo, sempre alla scoperta dei luoghi più belli vicino a casa nostra. Protagonista di questa puntata sarà la provincia di Venezia. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti. Subito dopo la sigla. Sapete, Venezia ha dato sempre molti spunti e degli itinerari specialmente naturalistici molto interessanti. Almeno questa è stata la dimostrazione che ci avete riscontrato in questi 8 anni di programmazione di Viaggiando Viaggiando. Noi vogliamo infatti a questo punto di questo nostro viaggio iniziare la scoperta della provincia di Venezia attraverso il Brenta. Pietro, siamo entrati nel vivo della nostra escursione, siamo appena partiti dal porto di Dolo, se così si può definire, e stiamo entrando in quella che è la nostra prima conca di navigazione che servirà appunto per seguire, per continuare questa nostra navigazione sul Brenta. Sì, questa è la terza conca della riviera del Brenta e la prima naturalmente di questo nostro itinerario, la terza delle 5 conche. Questa conca è stata costruita, o meglio ricostruita, perché bisogna dire le cose come stanno, negli anni 30 del Novecento, durante quel grandissimo capitolo di risistemazione dei corsi d'acqua fluvio-lagunari che c'erano fra Padova e Venezia, ma anche fino a Chioggia. Questa qui è, perché dico ricostruita? Perché in realtà la vecchia conca, l'abbiamo già visto nelle puntate precedenti, della vecchia conca rimangono soltanto delle tracce e si trova a pochi metri dalla conca nuova. E una conca sappiamo ormai come funziona. Adesso vogliamo ricordarlo un attimo ai nostri telespettatori. Adesso praticamente siamo entrati in questa zona dove ci sono 2 porte, una alle nostre spalle che tra l'altro stiamo proprio vedendo che si sta chiudendo. E cosa serve la conca di navigazione? Allora, la conca di navigazione non è altro che un ascensore idraulico, in questo caso serve per portarci ad un livello del fiume più basso. E la conca alle nostre spalle, in questo momento la porta si sta chiudendo, siamo entrati nella conca. Ora cosa succederà? Succederà che l'acqua si abbasserà fino a quando raggiungerà il livello del tratto di fiume che si trova a valle, e a questo punto la porta di valle che si trova davanti a noi si aprirà e noi potremo continuare la nostra navigazione. I would tell you how much you mean to me, I think you wouldn't understand it. So I wait until this day comes when you will understand me. But I can't help myself, I can't stop myself, I am going crazy. And I can't stop myself, can I control myself? I am going crazy. And I love you, I want you, I wanna talk to you, I wanna be with you. And I love you, I want you, I wanna talk to you.
Ecco, in questo momento ci troviamo all'isola di Dolo, in quanto Dolo è compresa fra due tratti dello stesso fiume, un breve anello che poi si ricongiunge adesso fra pochi metri. E questo edificio non è altro che le vecchie scuderie di Dolo. Perché le scuderie? Perché servivano per ospitare e dar da mangiare ai cavalli che trainavano i barconi lungo la riviera del Brenta. Quindi, come vedete, Dolo con un campanile che imita il campanile di San Marco, con i mulini che davano da mangiare alla popolazione e con una struttura di questo genere, a buon titolo è la capitale, in quanto è il centro di un territorio e i servizi che qui venivano erogati da Dolo servivano non solo per Dolo, ma per tutto il territorio della riviera del Brenta. Tra l'altro vediamo un incrocio, Pietro. Esatto, questa è l'uscita del canale che si dirama un po' più a monte, all'altezza più o meno della conca, si dirama ed entra, diciamo così, a Dolo per alimentare i mulini di Dolo e poi esce, formando una vera e propria isola, in quanto quella che abbiamo appena lasciato era alla nostra sinistra conosciuta, perché tale è, come isola di Dolo. E l'isola di Dolo è un po' il centro, diciamo, della Dolo fluviale, cioè la parte più fluviale di tutta questa splendida cittadina. Molto bello questo tratto da un punto di vista architettonico, come abbiamo visto nei vari aspetti, però è molto bello anche da un punto di vista paesaggistico e naturale. Ah beh, questo senza dubbio, in quanto ci stiamo avvicinando alla laguna di Venezia e vedremo proprio che via via che ci avviciniamo il paesaggio proprio si sposterà da un punto di vista della sua fisionomia, da un paesaggio un po' sempre meno legato alla città e sempre più legato al verde e naturalmente a questo punto al mare. I love the sea, cottonwood blossom in the early spring. I love the sea, message of love that the bluebird brings. E abbiamo raggiunto anche il primo ponte. Questo ponte passeremo sotto perché la barca, questa padovanella, magicamente abbassa la tettoia, ma molti altri invece poi nel corso della nostra escursione dovremo aspettare l'apertura del ponte. Esatto, perché questo è il primo dei ponti girevoli che noi troviamo in questo percorso e per quello ha una struttura così massiccia, anche se non lo vediamo aprirsi, ma osserviamo questo pilone che è il pilone di destra, dove ci sono le ruote su cuscinetto a sfera, naturalmente, che servono per l'apertura del ponte. E la cosa interessante è che il ponte è stato costruito da un'officina che si trova sulla riviera del Brenta. E la cosa più interessante ancora è che le fondazioni di questo ponte sono profonde qualcosa come 14 metri. Dobbiamo infatti considerare che trattandosi di un ponte girevole, a differenza degli altri ponti non appoggia su due versanti ma soltanto su uno. Non solo, questo unico versante deve anche sopportare il movimento del ponte e quindi dei carichi dinamici che sono ulteriori rispetto ai carichi statici cui un ponte normalmente è soggetto. Quanti anni è che c'è questo ponte? Non moltissimi, è un ponte costruito nel secondo dopoguerra mondiale e non è l'unico con questa fattura sulla riviera del Brenta, ma è un ponte che comunque continua a svolgere più che egregiamente le sue funzioni. I fiumi sono sempre stati grandi protagonisti nella provincia di Venezia per quanto riguarda le puntate che noi abbiamo realizzato. Sapete, come avete potuto vedere negli anni, ma anche in questa puntata, Venezia noi l'abbiamo sempre affrontata specialmente da un punto di vista naturalistico e ambientale. Infatti a questo punto vogliamo ritornare a scoprire il Piave. Michele, siamo tornati in esterno per proseguire, ormai siamo arrivati alla conclusione della nostra escursione. Sì, siamo sulla stradina che risale la sponda destra della Piave Vecchia, tra Caposile e Intestadura, cioè Musile di Piave, e ci troviamo in località Castaldia. Come si può vedere dalle immagini, il fiume è lussureggiante, è praticamente racchiuso in una
doppia cortina vegetale che lo rende particolarmente pregevole dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Ma dobbiamo pensare che storicamente non era così. Fino alla prima metà del Novecento il fiume era letteralmente spoglio, perché il transito delle imbarcazioni da carico lungo il suo alveo e il traino di queste imbarcazioni dalla pista sopraelevata sulla quale ci troviamo determinava la rimozione di tutta la vegetazione che impedisse appunto il traino. Non dobbiamo dimenticare che la pista si chiama restera, da resta, che è la corda con cui i cavalli e i muli trainavano i burci controcorrente, e quindi tra la corda e l'imbarcazione chiaramente non potevano esserci ostacoli. Con l'abbandono della navigazione fluviale il fiume ha recuperato la sua naturalità e oggi è una sorta di riserva naturale con alveo percorso da acque sorgive, come abbiamo detto, e quindi ricchissimo di fauna ittica. Qui ci sono lucci mitici, i lucci della Piave Vecchia, ma ci sono anche carpe, tinche e una miriade di pesci minori. Direi che è una zona di interesse riproduttivo per il pesce, proprio perché è percorsa da acque pulite, e quindi da qui poi il pesce può diffondersi nelle acque del Basso Piave attraverso i vari collegamenti con alvei di bonifica che caratterizzano la Piave Vecchia. La passeggiata lungo la sponda del fiume quindi è una passeggiata rilassante, costantemente immersi e a contatto con la sua natura, e offre opportunità di svago, di ricreazione, ma anche di conoscenza che sono straordinarie. Michele, anche per oggi siamo arrivati alla fine quasi della nostra puntata, però siamo contenti perché siamo riusciti ad arrivare alla fine del nostro percorso. Infatti siamo qui a Porte del Taglio. Una curiosità, sbaglio o l'acqua va al contrario? Effettivamente non sbagli. Beh, intanto diciamo che siamo contentissimi di essere arrivati finalmente all'epilogo della nostra fatica, piacevolissima peraltro. E qui la prima cosa che si nota è quella che hai notato tu effettivamente, cioè l'acqua anziché scorrere verso valle, quindi verso la laguna, scorre verso nord, verso monte. Questo perché l'acqua del Sile ha una spinta, una corrente, un livello maggiore rispetto a quella del Piave, e quindi da Caposile l'acqua risale il corso della Piave Vecchia per immettersi nel nuovo alveo di Piave, che si stacca appunto a poche decine di metri da qui e che continua il proprio percorso verso Eraclea e verso il porto di Cortellazzo. Qui siamo alle Porte del Taglio e quindi alla struttura chiamata intestadura, proprio perché qui il Piave venne intestato, cioè il vecchio Piave venne precluso in sostanza per essere convogliato poi nel nuovo alveo scavato a mano dai veneziani, e le conche di navigazione, quelle che successivamente alla deviazione consentirono di ripristinare i collegamenti nautici, vennero costruite tra il 1870 e il 1875, grosso modo, e ancora funzionano. È un sistema di porte vinciane, quindi in un caso come questo, in cui appunto la corrente preme da valle verso monte, le porte si chiudono su questo versante e invece si aprono sull'altro, cioè verso il Piave. Quindi bisogna aspettare il giro di marea, ovvero sia che la marea decresca e le acque riprendano a defluire verso valle per poter transitare attraverso le porte. È un sistema, diciamo, semplice. Porte vinciane significa che fu Leonardo da Vinci chiaramente a individuare questo dispositivo idraulico semplice e geniale, ma questo consente di conservare i collegamenti tra questi due grandi alvei fluviali, e quindi tra la laguna di Venezia sostanzialmente e il nuovo corso del Piave. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria in questa puntata che stiamo dedicando tutta alla provincia di Venezia. Vi aspetto tra pochissimo.
Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati i nostri telespettatori. Voglio ricordare che questa è l'ultima puntata che stiamo realizzando dagli studi di Telechiara. Dalla prossima settimana torneremo puntualmente e regolarmente in esterno e continueremo a cercare i luoghi più belli vicino a casa nostra per tutta la primavera, ma anche per tutta l'estate, come è nostra consuetudine. Continuiamo a questo punto alla scoperta della provincia di Venezia. Come abbiamo detto prima della sigla, puntata dedicata all'ambiente in provincia di Venezia e come tutti i nostri telespettatori, i nostri affezionati telespettatori sanno, è sinonimo di Michele Zanetti, naturalista, nostra guida di fiducia per quanto riguarda questi itinerari naturalistici in provincia di Venezia. Qual è l'itinerario che ci proponi quest'oggi? Allora, oggi rimaniamo nel contesto territoriale del parco dei fiumi Lemene e Reghena e dei laghi di Cinto Caomaggiore e ci trasferiamo dal fiume Lemene, che abbiamo osservato nelle puntate precedenti, al fiume Reghena e quindi all'altra realtà fluviale che, confluendo nel Lemene, appunto, isola questo territorio, questo cuneo territoriale di risorgiva in cui è stato istituito il parco. Ci troviamo precisamente all'estremità settentrionale del parco, nel territorio del comune di Cinto Caomaggiore, e siamo ospiti di un contesto d'ambiente assolutamente straordinario e dunque dell'agriturismo Ca del Lago, che è anche fattoria didattica e azienda agricola, che è stato insediato in un contesto lacustre. Un lago di circa 60 ettari, con una decina di isolotti forestali che, realizzato a seguito di escavazioni praticate negli anni 60 e successivamente dismesso, si è trasformato in oasi naturalistica alimentata dalle acque di risorgiva di questo territorio. Un'oasi naturalistica di cui scopriremo le bellezze e che sostanzialmente non ha pari in tutta la realtà territoriale circostante. Quindi per una volta l'intervento dell'uomo ha creato un habitat, un ambiente molto bello e particolare e unico. Certo, è stata ovviamente, e come sempre accade, una conseguenza casuale, ma si sa che i bacini di cava dismessi, soprattutto quelli in falda, e qui ricordiamo che la falda freatica è superficiale e quindi l'allagamento è stato immediato. Questi bacini, dicevo, vengono successivamente colonizzati dalla vegetazione spontanea, con la vegetazione arriva ovviamente la fauna selvatica e quindi alla fine si creano contesti caratterizzati da biocenosi ricchissime. In questo particolarmente è presente una biodiversità che annovera alcune delle specie di uccelli più rare del nostro territorio. Basta citare la garzaia presente sugli isolotti della zona nord-occidentale di Cava, una garzaia che comprende circa 150 nidi di airone cenerino, quindi 150 coppie nidificanti, ma anche e soprattutto una settantina di coppie di marangone minore, una specie che fino a circa 20 anni fa era assolutamente assente dal nostro panorama faunistico e che oggi nidifica qui. E poi ancora garzette, nitticore, svassi maggiori, oltre a numerose specie di anatidi svernanti. Michele, parliamo della vegetazione che si trova in questa oasi. Sì, in effetti parlavamo poco fa di questo processo spontaneo di rinaturalizzazione, che significa in sostanza colonizzazione floristica e faunistica del contesto di Cava.
Come possiamo osservare, alle nostre spalle c'è uno splendido bosco di pioppo bianco insediato su una delle isole di questo comprensorio lacustre. Ebbene, il pioppo bianco esprime un elemento tipico del bosco igrofilo, ovvero sia del pioppeto saliceto che spontaneamente, migrando mediante i propri semi, trasportati dal vento o dagli uccelli, si insedia in questi luoghi nel momento in cui cessa l'attività di cava e questi vengono lasciati appunto alle dinamiche spontanee di rimboschimento. Ma non sono giunti solo salici e pioppi, si sono insediati olmi e farnie e quindi si è formato un bosco legato all'acqua molto simile ai boschi che caratterizzavano l'antica pianura veneta prima dell'intervento di deforestazione dell'uomo. Questi boschi, che si sono poi infoltiti grazie ad una consistente presenza arbustiva di sanguinelle, di frangole, di spincervini, hanno formato delle mini selve impenetrabili insediate sulle isole e questo ha dato la garanzia agli uccelli nidificanti in colonia, quindi gli aironi, le garzette, i marangoni minori, per la realizzazione di queste garzaie, di queste colonie di nidi, con la sicurezza di essere protetti da eventuali intrusioni dell'uomo proprio dalla natura compatta e impenetrabile dei boschi formatisi spontaneamente. L'autunno scorso, assieme alla nostra guida di fiducia della provincia di Venezia, che è Michele Zanetti, che io veramente ringrazio tantissimo, è sempre un piacere, e le puntate dove compare Michele Zanetti sono tra l'altro le più cliccate in assoluto anche sul nostro canale di YouTube, che ricordo è Telechiara Produzioni, dove noi proponiamo le nostre puntate a distanza di qualche giorno. Michele, l'autunno scorso, ci ha proposto una visita in una località secondo me molto affascinante, Summaga. Ci troviamo a Summaga e già il toponimo ha un grande interesse perché significa sum agua, cioè località collocata in posizione sicura rispetto alle alluvioni. Ricordiamo che questa è una terra ricca di fiumi, quindi le esondazioni hanno sempre caratterizzato questi territori. Trovare territori alti e quindi mutere alluvionali, ovvero sia dossi rialzati, al sicuro dalle acque di piena, rappresentava un obiettivo importante per realizzare un insediamento. Summaga, che è un insediamento molto antico, ha addirittura ereditato questo toponimo che conferma questa condizione. Alle nostre spalle si trova l'abbazia di Summaga, che è uno dei gioielli storici inseriti nel contesto del parco. In sostanza, questo edificio, che ha all'incirca 1000 anni o poco meno, era direttamente collegato alla grande autostrada di questo territorio rappresentata dai fiumi, in questo caso dal fiume Regna, che scorre alle spalle dell'edificio religioso e che consentiva di collegare l'entroterra portogruarese, quindi tutti i centri agricoli di questa parte della pianura veneta, con il litorale, con Caorle, e quindi attraverso la litoranea veneta addirittura con la laguna di Venezia. Michele, di questa abbazia è proprio la semplicità data dallo stile romanico comunque. Sì, in effetti è un edificio straordinariamente suggestivo, soprattutto l'interno. Come hai visto, anche l'esterno ha un suo fascino particolare, soprattutto se osservato di lato si coglie perfettamente questa collocazione rialzata rispetto al sedime della campagna, che è molto basso e quindi è rappresentato da superfici esondabili. Il Regna sta a poche decine di metri ed è facile intuire che durante i fenomeni di piena il fiume dilagasse facilmente nei terreni circostanti, che del resto erano coltivati a prateria, quindi erano praterie umide che davano la garanzia di una produzione abbondante di foraggio per periodi abbastanza lunghi nel corso dell'anno. Ma l'abbazia giustamente è collocata in posizione rialzata e quindi dobbiamo immaginarla nel paesaggio medievale. Questo edificio importante
isolato, in posizione rialzata, all'interno di una campagna caratterizzata da orizzonti molto vasti, con quinte forestali all'orizzonte e le montagne che spuntavano dalla foresta. Qualcosa di assolutamente affascinante, qualcosa che giustamente costituiva il centro dell'attenzione per un'intera comunità. Quando il campanile dell'abbazia suonava, tutte le popolazioni rurali di questo territorio sapevano cosa annunciasse questo suono, l'ora o un evento particolare o una cerimonia religiosa particolare. Ora, l'interno dell'abbazia, come hai visto, è decorato da affreschi, c'è un ciclo di affreschi di origine medievale che in sostanza riporta chiaramente tratti di tipo bizantino. La presenza dei bizantini del resto ha caratterizzato tutte le lagune costiere dell'Alto Adriatico in epoca medievale e si è spesso insinuata verso l'entroterra attraverso i fiumi, prima che i Longobardi giustamente collocassero il confine fra diciamo, le due dominazioni sul margine delle lagune costiere. Quindi qui l'influenza bizantina è evidente. Giustamente io non sono né uno storico né un esperto di arte, sono solo un naturalista, ma non è possibile rimanere indifferenti davanti al fascino, quindi alla semplicità ma anche all'immediatezza di questi fumetti del Medioevo che raccontano le storie di santi e quindi che richiamano la comunità territoriale alla virtù che queste figure simboliche esprimevano e quindi alla necessità di adeguarsi a comportamenti morali particolari e molto rigorosi. Tutto questo è rimasto ingabbiato qui dentro in sostanza e quindi chi dall'esterno, Summaga non è certo un paese molto bello, anzi hanno edificato molto spesso in modo assolutamente improprio anche relativamente vicino all'abbazia, per cui chi entra da un mondo assolutamente normale, molto spesso banale dal punto di vista estetico. E però entra automaticamente in una realtà che si è fermata nel tempo, cioè che ha conservato questa atmosfera di sacralità praticamente intatta. Tu hai la sensazione, uscendo dall'abbazia di Summaga, di ritrovare il paesaggio medievale di cui abbiamo parlato poco fa. E questo, penso che sia quello il suo fascino. Esatto, questo per un luogo di questo tipo è assolutamente il massimo. Per questo consigliamo assolutamente di visitarla e di sostare brevemente al suo interno, di visitare, di osservare accuratamente il volto dei santi e appunto dei religiosi che richiamano peraltro la tradizione benedettina, perché qui era insediato quest'ordine monastico, cui era affidata la gestione dell'abbazia, per riandare automaticamente con la mente ai tempi in cui questo era il fulcro spirituale, morale, religioso di un'intera comunità e diciamo anche il fulcro di un intero paesaggio che adesso è andato perduto. E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio, di questa nostra avventura e si conclude anche questo ciclo di puntate specialissime che abbiamo realizzato negli studi di Telechiara in questo Virtual Set. Permettetemi ancora una volta di ringraziare tutte le persone di Telechiara che collaborano, sapete, ormai da tanti anni. Mi sa che fra pochi giorni, fra poche settimane arriveremo alla puntata 400. Sapete, ogni tanto si lascia scorrere perché ogni puntata che passa vuol dire che si invecchia sempre di più, a parte gli scherzi. Grazie mille a tutti quanti voi che ci seguite sempre numerosissimi su Telechiara, che ci cliccate sul nostro canale di YouTube Telechiara Produzioni, che ci guardate attraverso Sky tramite il canale blu. Grazie, ancora grazie. In queste puntate magari permettetemi di fare qualche ringraziamento in più rispetto a quello che è la nostra consuetudine. Come dicevo, la settimana prossima ritorneremo all'esterno sempre per scoprire località più belle vicine a casa nostra, quindi l'appuntamento è con noi e fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto, viaggiate assieme a noi.